Eder. Mech. Pallister. Sono un perito. Ho avuto un ruolo attivo in molti casi di interesse nazionale, tra cui quello che ha coinvolto Anna Maria Franzoni a Cogne ed Erika Eomar a Novi Ligure. Nel caso di Trieste chi abbiamo di fronte? Sebastiano Visintin. Si tratta di un uomo di 73 anni che, da quanto si sa, ha svolto l'attività di reporter di cronaca nera. Sebastiano presenta il profilo di un narcisista pieno di ego, profondamente suscettibile, propenso a sfruttare i singoli dettagli per autoscagionarsi con manipolazioni della realtà e congetture. Nei momenti di difficoltà, sfoggia un sorriso sarcastico. Sebastiano è un uomo che ama apparire e farsi notare. Ama spendere in viaggi, saune e massaggi, bei vestiti, biciclette e accessori come ad esempio macchine fotografiche. I depistaggi e le bugie di Sebastiano Visintin. Allontanamento volontario. Il primo depistaggio causa un grave errore nelle indagini iniziali, perché Sebastiano non va a denunciare la scomparsa della moglie, ma dichiara l'allontanamento volontario, quindi nessuno si muove. Aborto. La mattina della scomparsa, Claudio Sterpin si allarma subito e, in seguito ai contatti con i vicini Gabriella e Salvatore, questi ultimi si recheranno direttamente a casa di Liliana al pomeriggio. Il giorno dopo, il 15 dicembre, Sebastiano parla a Gabriella di un aborto avuto da Liliana anni prima. Mesi dopo affermerà che esso sfociò da uno stupro. Ma cosa mi interessa dell'aborto? Cerchiamo tua moglie, gli risponde Gabriella. Porta a porta. GoPro. Sebastiano dichiara ai giornalisti, pochi giorni dopo la sparizione, che lui ha una telecamera GoPro che attesterebbe il suo alibi per la mattina della sparizione. Il cellulare spento nelle ore della sparizione. La mattina della sparizione Sebastiano ha per 3 ore il cellulare spento. Ha dichiarato di essere andato in pescheria e successivamente in un magazzino a limare coltelli. Il magazzino. Sebastiano non fa menzione alla polizia dell'esistenza del magazzino quando va a fare la denuncia, cioè la sera stessa della sparizione. Lo farà tempo dopo. Litigi e contrasti con Liliana. Sebastiano nega quanto affermato da più testimoni, amici e parenti, che parlano dei litigi che avrebbe avuto con Liliana, anche la sera prima della sparizione della moglie. Il 13 dicembre sera, era un lunedì, Sebastiano e Liliana sono a cena da una coppia di amici romeni. Come testimonia la coppia di amici, c'è un litigio tra Sebastiano e Liliana, sia durante la cena che in seguito. Sebastiano dice di essere andato a consegnare 2 coltelli che gli ha dato la coppia dei rumeni la mattina del 14 dicembre in pescheria. A smentirlo è una impiegata della pescheria, che ha dichiarato di averli già trovati la mattina del 14 dicembre molto presto in pescheria. Dunque Sebastiano li avrebbe in realtà portati in pescheria la sera del 13 dicembre. La cella che localizza il telefono di Liliana la individua infatti proprio nel luogo della pescheria la sera del 13 dicembre. Il mancato passaggio e le bici. Sempre la sera del 13 dicembre, Liliana insiste per accompagnare un'altra coppia di amici presenti alla cena a casa dei 2 romeni a casa con la macchina di Sebastiano. Ma quest'ultimo dichiara che non vi era posto, perché al suo interno erano state caricate le bici. È molto strano, come poteva Liliana pensare di poter caricare la coppia se c'erano le bici? Cosa c'era realmente in auto? Claudio Sterpin. Sebastiano dice che non è vera la relazione di Sterpin con sua moglie e che sia tutto frutto della sua immaginazione. Insinua inoltre che la moglie spesso gli faceva ascoltare le telefonate di un uomo che ansimava, indirettamente vuole incolpare Claudio. Le luci e il mazzo di chiavi. Sebastiano afferma che, quando è tornato a casa il giorno della scomparsa di Liliana,
avrebbe trovato la luce accesa in corridoio. In occasione di un'ospitata in TV a quarto grado ha dichiarato: a distanza di mesi, ho pensato parecchie volte, come mai questa luce è rimasta accesa? Può essere che qualcuno sia venuto con le chiavi e abbia lasciato le luci accese. È infatti sparito nel nulla il mazzo di chiavi principale di Liliana, con portachiavi a forma di L, mentre nella giacca della donna è stato ritrovato quello di riserva, che non usava mai. In entrambi i casi, si potrebbe trattare di depistaggi funzionali a far ricadere la colpa su Claudio. Probabilmente, se Claudio non fosse immediatamente uscito allo scoperto, Sebastiano avrebbe potuto incastrarlo facendo ritrovare il mazzo di chiavi principale di Liliana in un luogo riconducibile alla sua disponibilità, ad esempio nel perimetro della sua abitazione. In definitiva, l'obiettivo è quello di far passare Claudio come lo stalker di lunga data che avrebbe tolto la vita alla donna perseguitata. L'hard disk. Sebastiano tenta di consegnare giorni dopo la sparizione della moglie un hard disk a una coppia di amici, dicendo loro che passerà un presunto amico di Sebastiano in gran segreto a ritirarlo dalla coppia. La coppia lo consegna alla polizia, dentro non c'è niente di rilevante, a mio avviso per sviare le indagini e far perdere tempo agli investigatori, screditando amici e parenti. I 20.000 euro sono stati ritrovati nell'abitazione di Sebastiano e Liliana. 20.000 euro. Sebastiano va da una coppia chiedendo loro di nascondere questi 20.000 euro. Loro si rifiutano di tenerli e avvisano la polizia. La corda. Sebastiano, qualche giorno prima del ritrovamento del cadavere di Liliana, va dai vicini Gabriella e Salvatore a chiedergli se hanno una corda da prestargli, perché il figlio avrebbe avuto un incidente e occorre che il suo veicolo sia trainato. Se per caso fosse stato fermato in giro di notte, avrebbe avuto la scusa dell'impegno col figlio. La casa e la lavatrice. Il giorno della scomparsa, Sebastiano dice alla cugina di Liliana, Silvia, di essere passato dalla sua casa il giorno stesso, mentre ad altri dirà di non averlo fatto. Sebastiano lo stesso giorno chiede a Silvia che lavaggio effettuare in lavatrice per togliere macchie particolari. L'ultima telefonata. Claudio chiama Liliana alle 8:22 e lei non è sola, gli dice parliamo dopo, poi ti spiego. Ma Sebastiano afferma di essere uscito di casa la mattina presto. C'è un video di Liliana, catturato dalle telecamere di sicurezza, dove la si vede camminare per la strada tra le 8:30 e le 8:42. I codici. Alla trasmissione Chi l'ha visto? Sergio, il fratello di Liliana, nel febbraio 2022 ha raccontato di essere andato a casa di Liliana nell'estate precedente e mi ha portato in camera. E mi ha fatto vedere un nascondiglio che aveva ricavato dietro un quadro. Da lì ha preso un foglietto, c'erano dei codici d'accesso alla banca, ha dichiarato Sergio, che ha aggiunto che Liliana gli avrebbe mostrato quei codici perché non si sa mai e che gli ha ripetuto che era meglio che sapessi queste cose, aggiungendo che Sebastiano non sapeva nulla. Sergio si è reso conto che quei codici erano comparsi il 21 gennaio 2022, dopo che Sebastiano ha invitato la famiglia a casa loro per dare via la roba di Liliana. E dunque è molto probabile che la donna fosse monitorata in casa e che Sebastiano avesse saputo di quei codici. Il luogo del ritrovamento. Ritengo che il fatto di far rinvenire il corpo di Liliana nella zona in cui Salvatore e Gabriella passavano spesso con il cane sia voluto al fine creare il caos e mettere in cattiva luce le persone che conoscevano bene Liliana, che avevano avuto rapporti tesi con Sebastiano dal momento del ritrovamento in avanti. Omertà. Tra gli amici della coppia si è diffuso un clima di omertà, dovuto agli atteggiamenti di Sebastiano. Conclusioni. Sebastiano ha a mio parere organizzato un delitto imperfetto.
C'è una spiegazione sul fatto che non si sia attivo per cercare la moglie. Ha infatti tutto l'interesse che l'allontanamento volontario della moglie, come lui denuncia, venga constatato parecchi giorni dopo. Sono sicuro che Sebastiano sapesse della relazione di Sterpin con Liliana, probabilmente avendo avuto accesso al suo cellulare. Quando una persona scompare, il clou dell'investigazione immediata è lo studio del cellulare. La persona che, tramite chiamate e messaggi, aveva avuto assiduamente interazioni con Liliana, nella cornice di un amore clandestino, era Claudio Sterpin. Dunque gli investigatori avrebbero subito concentrato le loro energie su di lui. Claudio Sterpin è un personaggio notissimo a Trieste, una persona seria ed ex atleta di grande prestigio. È possibile che Sebastiano contasse sul fatto che, essendo Sterpin una persona all'antica, si sarebbe vergognato della relazione intrattenuta con la donna di un uomo sposato, rimanendo fermo e non facendo scattare l'allarme dopo la scomparsa. Al contrario, Claudio si è allarmato immediatamente, facendo saltare il possibile piano di Sebastiano. L'amore di Claudio per Liliana ha infatti superato anche la potenziale vergogna, per quanto sarebbe poi stato di pubblico dominio. Claudio infatti ha allertato i vicini di Liliana, che sono andati a spronare Sebastiano a denunciare la scomparsa della donna. La sera, Sebastiano si è recato dalla polizia per denunciare l'allontanamento volontario della donna, in modo che le ricerche non si attivassero. Ecco cosa occorre sapere per capire di più. Quanto percepiva di pensione Sebastiano Visintin, a quanto ammontava il suo conto personale e quali fossero le sue proprietà tramite l'Agenzia delle Entrate. Quanto retribuivano le pescherie di Trieste per far affilare i loro coltelli. Quando va a denunciare l'allontanamento volontario di Liliana, Sebastiano si reca dalla polizia da solo o accompagnato dai vicini? In auto? A che ora l'impiegata della pescheria trova i coltelli la mattina del 14 gennaio? Il giorno della sparizione, a casa di Liliana e Sebastiano ci sono i 2 telefoni della donna, tutti i suoi documenti, la carta di credito e soldi contanti. Insieme al suo cadavere, verrà trovata una borsa che parenti e amici dichiarano non essere sua, non gliel'avevano mai vista. Quali oggetti sono stati trovati all'interno della borsa? Bisognerebbe ricavare le impronte digitali sugli stessi, torcia elettrica. La polizia postale ha fatto controlli sulla GoPro e sui cellulari di Sebastiano e Liliana. Nel visionare la GoPro, chiedo di constatare se l'orario in cui sarebbe stato girato il video corrisponda alle ombre in base alla posizione del sole. Occorre conoscere le telefonate in entrata e in uscita della zona in cui sono ubicate la casa di Sebastiano, il suo magazzino e la casa del figlio, nonché della zona in cui è stata ritrovata Liliana. Il boschetto, dal 14 dicembre fino al 5 gennaio, è possibile che ci siano altri telefoni in uso a Sebastiano, non con la sua anagrafica. Effettuare una verifica con un fagotto di circa 52 a 54 kg, peso che corrisponderebbe a quello di Liliana. Primo percorso: ricostruire le varie fasi dell'abbandono del cadavere nel boschetto, percorrendo a piedi il percorso più lungo all'interno del boschetto. Secondo percorso: riprodurre il possibile passaggio del cadavere tra una persona e un'altra attraverso la rete che divide il boschetto e la strada, adiacente alla zona dove è stato ritrovato il corpo. Sono stati controllati con il lumino la casa di Sebastiano, il magazzino di Sebastiano e la macchina di Sebastiano. Il pomeriggio della sparizione, Sergio, fratello di Liliana, chiama Sebastiano. Cosa si dicono? Sebastiano dichiara che in quelle 3 ore in cui sarebbe stato in magazzino ad affilare coltelli, il cellulare non era spento, ma che non c'era segnale e aveva poche tacche.
Vorrei fare una perizia tecnica nel magazzino, portando alcuni esemplari di cellulare del medesimo modello e verificare la presenza di segnale nelle stesse condizioni ambientali di quella mattina. Verificare che il giorno 14 dicembre 2021 non ci sia stato un disservizio di rete della cella che copre quel luogo. Infatti, esiste una centrale che tiene traccia dei disservizi di questo tipo. Ritengo che l'autore abbia utilizzato dei guanti chirurgici, in lattice. Le analisi di medicina legale dovrebbero appurare se sui sacchetti o sulla borsa sia presente una sostanza rilasciata dai guanti. Vorrei leggere le dichiarazioni di 2 testimoni, con relativa data. Una persona afferma di aver visto un uomo con un cappello e una torcia alcuni giorni prima del ritrovamento. Un'altra persona afferma che abitualmente faceva quel tragitto col suo cane e afferma di aver notato, un paio di giorni prima del ritrovamento, un comportamento inedito del cane, che cercava, come mai fatto prima, di intrufolarsi nel boschetto. Una signora di Trieste a inizio aprile 2022 riceve una lettera indirizzata a nome di Liliana, che precedentemente abitava in quello stabile, penultima residenza. È un bollettino postale della Wind con un avviso di scadenza. Perché questa comunicazione arriva a quell'indirizzo? È forse un nuovo numero di Liliana? Luciano Garofano. Luciano Garofano è perito di parte di Sebastiano e, al contempo, opinionista in studio a 4° grado. Credo dovrebbe dimettersi dalla sua attività televisiva a causa di un palese conflitto di interessi. Numerose assurdità. Mesi fa Garofano era propenso ad allinearsi alla tesi dell'omicidio, sostenendo che camminando nel boschetto in cui è stato ritrovato il cadavere di Liliana, le sue scarpe si sarebbero sporcate dopo essere diventato perito di parte di Sebastiano. Garofano ha iniziato a dichiarare che, dopo aver attraversato il boschetto in occasione di perizie personali, le sue scarpe risultavano pulite. Nella puntata di 4° grado del 31 maggio in cui è andato in scena il confronto tra Claudio e Sebastiano, Garofano si tradisce. Dice di essere stato nel boschetto, affermando che il fondo era molto scosceso, anche io sono caduto. 1:49 1.50 del video della puntata. Sui sacchi neri in cui viene ritrovata Liliana, dichiara: se io l'avessi dovuta trasportare l'avrei confezionata meglio, in maniera adeguata, ha ragione, ma è così per chi non vuole far trovare il corpo. Liliana è stata invece trovata in posizione fetale, con la parte posteriore del bacino scoperta. È possibile che ciò sia stato fatto apposta, al fine di attirare gli insetti e gli animali del sottobosco. Possibile movente. Liliana, in base a quanto raccontano le sue ricerche su internet, aveva in programma di separarsi dal marito e trovargli un alloggio, viste le ristrettezze economiche dello stesso. Messa alle strette dal marito, che deve aver saputo della relazione extraconiugale con Sterpin avendo avuto accesso al suo cellulare, Liliana potrebbe avergli riconosciuto una cifra forfettaria. I famosi 20.000 euro per il post-separazione. Sebastiano, con uno stratagemma ben architettato, potrebbe averla attirata all'interno del magazzino stesso in cui lavorava, o da solo o con un complice, dove avrebbe compiuto l'omicidio. Al contrario di Liliana, che nel momento in cui è scomparsa poteva contare su un ottimo TFR e un'ottima pensione, la pensione di Sebastiano era molto esigua. Il suo tenore di vita, in seguito al distacco da Liliana, sarebbe stato irrimediabilmente compromesso. Personalmente sono convinto che la Procura di Trieste non abbia lavorato al massimo e che la stessa difesa della famiglia Resinovic sia troppo poco reattiva, mandando troppo spesso gli stessi allo sbaraglio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.